Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Bentornati. Alessio. Siamo in onda. Già di ora? Così a quest'ora? Subito, Mario. Va bene, allora, buonasera a tutti. Buonasera, ma che state cercando? Cosa ci sono un sacco di cose qua. Pensavo c'era la sceneggiatura del mio prossimo film. E invece. Che già la butti così. No, pensavo fosse qua. Così, però posso dire luogo all'altra banda, Cioè, quindi ci va avanti. Buonasera, buonasera a tutti ragazzi. Oggi abbiamo come ospite Alessio Miceli. E ti volevamo presentare come autore e comico di Chiaramonte e Gulfi. Maria di Ragusa, Marina di Ragusa. Comiso. Io sono rappresento diciamo la provincia, un amplesso. Sì. Questa era proprio la parola che avevo in mente, l'amplesso. No, è proprio dico la provincia di Ragusa, rappresento la provincia di Ragusa, sì. Ok, hai prodotto dei film. Come no? Che voi avete visto, immagino. Assolutamente sì. Sì, Quindi certo. mi fai domande per farlo sapere alla gente. Per farlo sapere alla Cioè, gente, perché facciamo promozione. Ma questa è una bella cosa. Noi siamo Come persone che facciamo solo del bene. Noi proponiamo i giovani talenti. Giovani. I giovani talenti. A proposito di questo, non si sa ancora. Non Chi? si sa ancora Cosa? la tua età. Non si sa Allora, ancora. per tutti per chiunque ci stia seguendo, Ecco. c'è una scommessa in ballo. Sì. Ci sono 10 euro. 10 euro. Sul banco. No, non ci sono. Quanti anni ha Alessio Miceli? Allora, io personalmente ho detto 100C. E lui non è neanche piaciuto questo 100C perché dice Che prima ci ha detto come Gesù. perché Sì, hai visto sì. il mio nickname tra l'altro, no? Jesus. Ma sì, ma c'hai tutta questa cosa qua tu? Che... Sì, Che Id fa fare Nel futuro. contro i parrini e poi ci cammina a braccetto. Sarebbe figo capirla questa cosa. Ti posso fare un'intervista? Allora ragazzi, si rivoluziona il tutto. Non è più un'intervista ad Alessio ma è Nicola. Allora ragazzi, Jesus. da quanto tempo fate quello che state facendo? Da quanto tempo? Roberto, da quanto tempo lo facciamo? Lo facciamo da 1 anno e mezzo, tutto questo amplesso. C'è un amplesso che dura da 1 anno e mezzo. Sì. Ragazzi, la cosa si fa complessa. Allora, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti. Mi dicevi? La nostra in realtà noi ci avviciniamo perché siamo dei cristiani che vogliamo diffondere la parola di Gesù. Sì. È figo come vedi tu come sta provando in tutti i modi A fare cosa? ad arrivare ad un punto. Ad un punto. E qual è il il suo Il punto è che siamo tutti dei cristiani. Sì? E anche Rolandi. Cioè pare che alla via tocca. No, non la via a caso, però diciamo che è andato in porto Sì. lo stesso. È rinesciuto questa Va aggancio. bene, questa poi la storiamo la prossima volta. Vabbè. No, alla fine ne Ne cascavo. sì. Comunque Cristiano Rolando è Rolando DiCaprio, Sì. che ho scoperto, magico per chi non lo sapesse, Cristiano Rolando, che è un film disponibile su Amazon Prime, ragazzi, Ma vedetelo. veramente? Vedetevelo, e grazie ad Amazon Prime in futuro vi potrete sabbare a Twitch. Per le persone che ci stanno seguendo, PT è arabo oramai. Sono parole fighissime queste. Twitch, sabbare. Non è che... Sabbare è anche salvare, è salvare in siciliano. Ah, voi potete sabbare, ma Sabbare, frate, perché bare. ti sabbasta alla No, fine. Chiaro, era una cosa... E parlando un attimo, Sì. ora scendiamo dalla parte del tuo personaggio, cominciamo a spiegare un po' di Certo, più ma io venne picchissimo. chi è Alessio. Non è che... Tu Sì. che cosa volevi dimostrare con il tuo film Rolando DiCaprio? Anzi, prima Cristiano Rolando e poi Rolando DiCaprio. Qual era il tuo messaggio? Ma che domanda figa che hai fatto. Minchia. Cosa volevi dimostrare? Che volevi- storia volevi raccontare? Cioè, cosa... Dici, che cosa vuoi dimostrare tu quando facessi sta cosa? Che sei figo? No, non era questo il concetto. Casi bello. Ora guarda quanti cuoricini arriveranno in chat. Te lo dico io fra 10 minuti. Forse pochi, forse tanti. Allora, parliamo di cose serie. Sì. Tu citavi Cristiano Rolando. Cristiano Intanto Rolando. Cristiano Rolando è tipo un figlio, nel vero senso della parola. Ok. Prima c'è Re DiCaprio, Sì. ok? E poi dopo successivamente arriva questo Cristiano Rolando che serve a spiegare questo personaggio, cioè Rolando DiCaprio. È bastaso, com'è? Descrivimelo in poche parole. Allora io quando l'ho descritto così, è un bastardo, perché Perché? è uno che fotte soldi, Soldi, un ladruncolo, ladruncolo. si approfitta delle persone. Esatto. e- Esatto. Perfetto. È uno, diciamo, Esatto. non malanova.
diremmo Malangino, così. malangino Non so se se- si usa. No. Malanova significa un disgraziato. Un disgraziato, un furfante. Un furfante. Un furbo furfante. Ok. Ora la domanda è: voi questo personaggio dove l'avete scoperto? Su R. DiCaprio, sul Sì. primo film. Sì. Che si trova tra l'altro su YouTube. Su YouTube, ragazzi. Mi sembra che abbia superato i 250. 300.000. Già ho visto tu. Sì, Io avevo 2 anni 300.000. che non lo vedo. 100.000 eravamo. Sì, arriva a 600.000. Picciotti, qualcuno non c'è uno spumante, una cosa. Stiamo organizzando. C'è a birre 66. Di Cioè, acqua. a birre 66. Per ci fare Portare una bella birra 66. a saperlo prima, niente, è andata come è andata. Quindi 300.000 siamo arrivati. Sì, 300.000. Complimenti, ragazzi. Grazie. Complimenti a Bravi. Tia, no? Andiamo. Quindi questo su YouTube. Sì, su YouTube. Quindi che cos'è accaduto nella mia testa? Perché non spiegare alla gente con un film come si diventa furfanti? Cioè, qual è il problema? Cioè, visto che nasce così oppure il film Cristiano Rolando che trovate su Amazon Prime. Che lui non Ma ci c'ha vuoi- Amazon Prime. Niente. Quindi ieri è venuto a casa mia per bere risillo su Amazon Prime. A parte che potevamo anche non dire, però vabbè, pazienza. Cioè, tu Roberto- l'hai vista ieri per la prima volta. Io ci avevo detto l'altra ieri, ma Maria è brutta. Vabbè, è andata come è andata. Dicevo, È fresca. Dicevamo che Cristiano Rolando serve per spiegare come nasce, come diventa. Dalla chat così. dicono Peppe CTB, come direbbe Sergio Muttapiegore, champagne. Esatto, champagne! Sì, più o meno la situazione. Allora, salutiamo Peppe TB. Sì. Ciao Peppino. Peppe Caristia. Noi lo conosciamo. Vabbè, e allora niente, sì, tutte figlie di un fratello suo. Cani, conosciamo tutte. No, adesso no, che era sono per a fare? capire. No, vabbè. Insomma, quindi Cristiano Rolando che è una storia precedente a R. DiCaprio ed è molto figa secondo me perché è più intensa, no? Ci sono tante cose. Mi sembra che avevi notato delle Su Rolando. su Cristiano Rolando. Su Cristiano Rolando. Su Cristiano Rolando invece avevo visto che... Quali temi ci sono? Un sacco di temi. Minchia. Allora... Minchia è la parola che io avrei usato. Vai. Su Cristiano Rolando. Sì, su Cristiano Rolando, Guarda. ragazzi, questa Immigrazione. Grazie che mi hai... Grazie a te. Grazie che mi hai lanciato un attimo. Certo. Allora, ragazzi, questa è una cosa che io ho fatto dei complimenti ad Alessio. Ora un attimo scende la lacrimuccia. Quando scendere. quando io ho visto il film ho detto questo è un pazzo. È un pazzo. Qua tutti siamo pazzi dall'altro salotto. Se cacci ne so Però assai. non ti devi definire pazzo tu. Vabbè. A fare ridere i lauci se No, sei no, no, pazzo. però veramente tu stai notando che a cacci ne hai problemi assai. No. Comunque, no, veramente. Nel film Cristiano Rolando Sì. si inizia intanto, dobbiamo parlare della scena iniziale, ma io spiego che si inizia con questo personaggio, parla in siciliano, il copione è scritto quasi tutto in siciliano, diciamo un buon 60%. Sì. Un buon 60% in siciliano, dove esce dal carcere, cerca di riammettersi in società, quindi già vediamo situazione delle carceri, riammissione in società, Che ma quello non è c'è solo un questo. argomento di cui io e te abbiamo parlato sempre, rilegato ad un fatto. Al fatto di un cantante napoletano che di Nico Vandetta, Di Nico Vandetta. che tu Riammissione. ti difendi la sua causa e In un'altra sede ne potremmo parlare. Stacchiamo tutte cose e Esatto, parliamo esatto, di Nico Pannetta. esatto. Nico Vandetta, Nico Pancetta. Anche il Roberto. Ma Andiamo. se tu vuoi. Ce la può lasciare una tombolata al Roberto. Ma quel Roberto? Roberto. Ah, io già Roberto si chiama. Finisce. Non lo sapevo, oggi l'ho scoperto. Andiamo avanti. Allora, e quindi c'è, oltre a questo c'è ammissione alle carceri, caporalato, perché ci sono delle scene dove poi c'è del razzismo, ci dice no ma io venivo a ricevere 20 euro, a te che sei italiano te ne rogno 40 per dire. Bella quella scena. Eh, Ma la vite. E quindi lui tratta così tanti temi, Sì. però tutto con un copione scritto interamente in siciliano e con comicità. Non ti voglio offendere. No, certo. Comicità da fiera, tipo. Stavo per battute dire. da fiera. Pensavo dicessi trash. Trash. No, pensavo No, lo trash dicessi. no, però- non è trash. Non è trash, è basso. Trash, Cioè è il ragazzi, linguaggio popolare. Dobbiamo riuscire a capire una piccola differenza, che il trash è la porcata fondamentalmente. Esatto. Più o meno priva di contenuti, no? La battuta che ti deve fare ridere, basta una parolaccia. Comicità superficiale. Basta una parolaccia detta nel momento giusto, far ridere, capito? E tipo i cinepanettoni, è sempre stato fatto così. Ma sì. Quello di cui parli tu, che poi sarebbe Cristiano Ronaldo piuttosto che R. DiCaprio, avendo dei contenuti,
Allora dice, sì, però siccome lui parla siciliano, cioè perché dobbiamo andare a demonizzare il dialetto? Ci avete pensato? Sì, io ho pensato al fatto, Assolutamente. ho Per pensato quale al motivo? fatto che il film si basa su un umorismo per niente volgare, proprio minimamente. Cioè un umorismo pulito, diretto, che Ma fa direi ridere. anche realistico. Sì, Cioè questo è il punto. Che adesso magari può sembrare, però è realistico. Cioè tu realmente una battuta di quel tipo te la puoi trovare. Non è una battuta che, cioè, ti può fare ridere nella vita vera, capito? Sì, perché ad esempio, faccio un esempio. cioè non fa ridere la situazione Allora, inquadrata. a un certo punto c'è Cristiano Rolando. Che si chiama Rolando DiCaprio comunque, sempre ridere. Lui è sempre Rolando. Sì, È sempre Rolando Di Caprio. Ma in Grazie. effetti, diciamo, Poi te lo spiego quando ne vediamo la prossima. Nessuno va nasce bene. in vano. Esatto. Comunque c'è Rolando che arriva a casa di Spiegalino. Arriva a casa di Spiegalino e Spiegalino ci fa vedere che c'è suo nonno. Cioè, Rolando sentiva una puzza strana. Allora va nella stanza dove c'è il nonno e c'era il morto. Era morto. Spoiler. Ragazzi, spoiler. No, perché dobbiamo fare capire la Però cosa. è figo. Cioè a me dispiace. No, perché c'era una battuta che Sì. era proprio quello che stavi dicendo Esatto. Ma tu l'anziano ci hai detto, Poi ve la racconto. io mi ho chiesto. Poi ve la racconto. tu. Allora c'è da spiegare che ci fa: no, mio nonno soffre di apnea notturna. E che tu non ci fai- respira. E tu ci fai, ma che non è che c'è apnea notturna, è che ci furono l'Olimpiade può fare. Ma che si può vincere l'Olimpiade? Ma che si può vincere l'Olimpiade? E questo è proprio l'esempio, cioè che in realtà poteva essere una situazione reale, E- ovviamente esagerata perché un io- morto a casa non lo tiene, però Sì, però io ti dico una cosa. Vediamo se... Vedi, anche lì tu hai detto un morto a casa non lo tiene. E se io ti dicessi che tante delle cose che tu hai visto lì sono prese anche da situazioni che ho letto su quotidiani, su giornali locali e non. Cioè queste cose succedono. Perché la situazione di Spiegalino è una situazione di talmente di una tale arretratezza culturale, ovviamente ha dei problemi, no? Sì. È un personaggio che ha dei problemi. Quindi questo qua per non trovarsi da solo, per non restare da solo, sì, eccetera, sì, alla eccetera. fine del film lo spieghi questo, tra l'altro. E quello è il punto. Io ti faccio ridere perché è surreale, ma la verità c'è. Cioè la realtà là dentro c'è ed è più o meno in tutto il film. È camuffata perché giustamente non andiamo dai arriviamo. Sì. Però non è così. Se tu ti fermi un attimo a pensare, dici effettivamente Kid solo, disabile, è l'unico via, un anno. Appunto hai chiuso il film con la scena dove scompare il nonno dicendo non c'è cosa peggiore di rimanere da soli. Esatto. E da lì tutto il Bellissimo. cerchio di Spiegalino si chiude. Come se fossi un grande regista, autore, scrittore, poeta. Sì. No, e poi No, vero. un'altra cosa me lo vado a bella- vedere appena. Ora domani me lo vado a vedere. Ma non te lo sei mai visto Questa è veramente? la seconda volta. Ma devi recuperare subito. Ora Aspetta, che- è del tuo paese questo Rolando. Questo qua? Sempre Sì. lui. Ma t'assomiglia. Un bazzo. Sì, E tra l'altro la cosa bella dimmi. che adesso riprendiamo la parola poeta che tu hai detto. Sì. Allora, Peppe sempre ci dice, prima di cambiare, il dialetto siciliano purtroppo è visto come cosa volgare dai pisciazza, ma il dialetto Pisciazza milanese... sarebbe il mio concetto. Lui lo sa. Ma il dialetto Bravo, milanese invece è visto come una cosa raffinata. La verità è che sono uguali, esiste solo differenza tra ricchi e poveri, che rende una cosa volgare o no. Mitico discorso di Rolando agli Una extracomunitari. citazione. Un applauso a Peppe, non la facciamo perché in regia magari stonano, ma un applauso a Anzi, Peppe. meglio se stonano. Un applauso a Peppe che ha visto il film, l'unico qui che ha veramente... Bravo, complimenti allo chef. E allora, di che cosa... dimmi. E a proposito, io poi sempre a gestire che Sì. mette subito la cosa seria, no? Perché sono Sì, sempre quasi il muccato. serioso. Io sono più serio di te, dimmi tu. Nicola è il serioso. Nicola diciamo? Nicola. Di nuovo? Buona a sapere. Sempre Nicola. Pure Jesus se vuoi. Sto fatto poi me la spiegare, ma dopo, in Dopo. separata sede. A me mi ha spiegato una volta, non ci capì È niente. meglio che non voglio sapere. E quindi lui, cioè tu, Rolando, sì, c'è un personaggio, proprio- Rolando sì. rappresenta un po' come se fosse no, il verismo. Ma un No, a è vero. picchiare. Io- No, è vero, cioè è come se fosse il ciclo dei L'ideale quinti. dell'ostrica ora No, mi no, riesce. guarda che qua, vedi che c'è tanta poesia. Vai, scrivi, prima. Vai. Uno lì dice qua.
Corso completo per parlare in pubblico. Andiamo. Chi sto all'idiota? Allora dicevi, sì, c'è il tanto- verismo. C'è tanto verismo Si chiama neorealismo, ma la versione comica nel cinema. Ma la versione comica era un po' quella di Totò, se vogliamo. Ovviamente non puoi, quella è un'altra cosa, molto più. Però continua, grazie. E tu descrivi delle situazioni di persone normalissime, gli metti la loro parlata volgare, come esattamente era nel verismo e nel Sì. nel Sì. neorealismo. E quindi tu prendi uno spaccato della realtà, lo comicizzi un attimo Sì. con questo personaggio che Sì. ha delle uscite esagerate, sparate tutte sue, però che in realtà non ti descrivono una situazione surreale di una tua idea immaginaria fantastica, ma ti descrivono la realtà. Vabbè, ok, 30 e lode, Ciuramo, che dice? Professore, ha studiato, che ti devo dire? Sì, Ed era una cosa che volevo fare notare ai nostri- funziona così. A me fa sempre molto piacere comunque parlare di questo film, perché se uno non riesce a superare un attimo l'ostacolo della comicità che puoi beccare nel trailer, ad esempio, Sì. il trailer è quello, pom, buttato là. Cioè non è che c'è Ma ti hanno fatto rifare il trailer per Amazon Prime? mi hanno chiesto una cosa di 30 secondi, in realtà, non rifatto. E ho preso delle cose e le ho messe insieme per... loro hanno rifatto la locandina. Il film è americano. Quante cose fighe vi sto dicendo. Il film ha una distribuzione americana. Cioè, questo non ce lo siamo chiesti perché ho visto che prima è stato distribuito in America Sì, e in Inghilterra, ma perché Sì. dopo in Italia? perché poi dopo gli americani hanno trovato un aggancio con una distribuzione italiana. Cioè prima il tuo film è girato in America, in Inghilterra e poi in Italia. Cioè io in Italia con un italiano non riesco a trovare un accordo. Io con un americano riesco a trovare un accordo. Poi l'americano sa spugliato come trovo l'accordo con l'italiano. Cioè, questo incrocio, questa... Questo ve lo dico così almeno. Quindi il film è americano. Questa cosa fa tanto riflettere. Se voi andavate su uno di quei super maxi store americani, quante volte siete andati in America? Zero. Ed è giusto che non ci andate. Però se voi andavate, perché ormai non è più così. Dopo. Andavate in questi meravigliosi superstore dove ci sono pure le videocassette tipo dei film anni 90, degli splatter, dei B-movie. Sì. Trovavate a $9,99 Cristiano Rolando, il DVD Doppiato, cioè non doppiato ma sottotitolato. Ne hanno venduti 6 in tutta l'America? in tutta l'America, certo. 6. Però poi c'era Amazon. Vabbè, stiamo parlando di B-movie in America. È un film Cristiano Rolando. Oh, Esatto. cioè, erano sì, io ci feci i complimenti. Vai manca a Raul sei vinno sì. Oh. Cioè, ma è perché capisco che adesso, però vedi che No, se... minchia, fa riflettere un sacco. No, sta cosa. invece su Amazon Prime poi abbiamo effettivamente venduto un po' di più, questo sì. E anche in Inghilterra, ma sono tutti gli italo-americani o gli inglesi, gli italiani che vivono in Inghilterra, che sono italiano perché... E poi in realtà quando è uscito su Amazon Italia, devo dire che io l'ho visto di nuovo Sì. per vedere se si vedeva. E si vediva tutto fino alla fine. Mi è uscita la lacrimuccia quando mi hanno detto: mamma mia ragazzi, stringi. Mi è uscita la lacrimuccia perché effettivamente quando mi è arrivato il messaggio sei su Amazon Prime, ho detto dai, non ci credo, vado di là, Amazon, e c'era il film. 2 giorni dopo mi arriva un'altra foto, questa stringi di nuovo fra 10 secondi. Mi arriva un'altra foto, sei sulle bancarelle di Catania. Ah, quella l'ho vista! Lì è stata l'emozione più grande della mia vita. Certo. Sono stato piratato. raga. Feralune? Non lo so, Vabbè, era già i catene. sono stato piratato, ero messo lì insieme, c'era un film 007 credo. Eravamo io e Daniel Crowe, come si chiama? Ma tu l'hai Craig. comprato masterizzato. Piratato l'hai comprato? No, Ma possiamo dire che trovarsi sulla bancarella è anche meglio di trovarsi su Amazon Prime. È un successo Sì, maggiore, è un successo maggiore. sì, me l'hanno detto in tanti questo. Sì, va bene, facciamo finta che è così. Certo, poi sono stato piratato, anzi, invito tutti ad andare a vedere il film su
CB01, alta definizione. Non vi azzardate per caso di andare su Amazon Prime, mai sia. Tu immagini? No, vedetelo abusivo, certo. Ci mancherebbe. E poi tra l'altro I link per vederlo abusivo nella chat. Sì, vabbè, li trovate, insomma. quindi c'è, ma sai che io non, Sì. pensavo non ci fosse. Da quel momento, appena è uscito su Amazon Prime, si è aperto un mondo. Da dove ma cucina se il Roberto ieri, mo te ne va a casa. Appunto, stavo pensando proprio a questo. Però grazie al vostro contributo di 5 centesimi Ogni io views potrò ogni views se tu viri tutto, però se la gente si viri i primi 10 secondi e poi se ne pente, allora ma il almeno 30 centesimi ne esce in sta stanza tia. poi ci mettono in 30 centesimi. sì, e io vi ringrazio per questo. Ci lasciamo 30 centesimi. E poi Sempre Peppe dice: signor Lucio ancora sta cercando i spaghetti Ramon Edison in America. È proprio lui, Montedison, questo è Made in Sicily. Questo è migna pasta chimica. perché Peppe è un grande tifoso del mio operato, immagino. Sì. E non ho idea di chi sia. Complimenti a te. spaghetti Ramon Complimenti a Edison. te che non so per quale motivo hai avuto questa voglia matta di crescere con dei problemi seguendomi. Appunto, però se è problematico, ogni volta che noi usciamo. Non voglio entrare nello specifico, però di solito quando uno proprio sa tutte queste cose, il problema è tu. E poi una cosa anche incredibile che Giuseppe Castiglia in diretta ci ha risposto su Salotto. Così, tanto per dire. No, il signor Giuseppe Castiglia. Sì, Peppe Castiglia. Peppe Castiglia. Ciao Peppe Castiglia, grazie per Mr. Max. E poi una cosa Dimmi. anche incredibile, no? Sì, Come hai fatto sì. a integrare Sì. nella scena iniziale di Cristiano Ronaldo c'è una scena dove tu sei in carcere Sì. e ci sono 70 cristiani attorno Sì, a te. sì. Ma questi 70 cristiani Sì. non sono attori. No, Sono quelle sono paesanazzi. comparse. Sono paesanazzi. Io li chiamo come amici, anche se non li conoscevo tutti. E niente, certe volte uno basta una paremo l'una. C'erano 40 gradi, era l'estate più calda della storia. È girato nel 2000, 17. Ok. Caldissimo. E praticamente io e la mia produzione, cioè io e Navigator, L'ho io, letto. soprattutto io, vabbè, facciamo così. Io e altri due, di cui mio padre, che sarebbe un signor Lucio, insomma, ho detto allora andiamo a cattare i muluna, a mettere nello freezer. E ora che proprio la cosa sta incominciando a stemperare, sai, gli animi, non gli fa cavolo, niscimi i muluna. È arrivato a un certo punto, durante la scena, pam! Cioè faceva, effettivamente, faceva troppo caldo. Disse, Peppe, Sciogli Muluna. nisci i muluna. Gli arrivò che è una festa fu. E A poi abbiamo posto. continuato altre 2 ore. Ed hai pagato 5 centesimi a Allora, testa. c'è John che ci dice: scusate, ma io volevo abbonarmi per offrire un cannolo del caffè Sicilia ad Alessio, Sì. parte della mia infanzia, parodie tanto banali quanto geniali. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Allora, intanto John, di dov'è il John? Di Noto. Magariddo. Ok, Caffè Sicilia dove si trova? In Italia? A Noto. Buono, c'è dire. Ok. Caffè Sicilia che è su Netflix. Ci hanno fatto un documentario Chef Stable proprio Dai. Netflix America. John, come si chiama John? Giovanni. Dai. Grande Le Giovanni. casualità della vita. Giovanni, probabilmente quando finiremo qui tu sarai chiuso, forse sì, forse no, è un bar. No, lui ti sta offrendo in questo altro posto un cannolo. E io ci stai dicendo, signore, quando finiamo qua, io devo ancora dai, io ci vai. Se io chiuse, se ne parla quando torno. Cioè, non può stare questa situazione. Comunque, grazie John, verrò per un cannolo appena possibile. Anche perché, insomma, dopo tutti i risate che ti ha fatto fare, non dico che un cannolo è un minimo, va a fare mangiare. Cioè, tutto è gratis. Sai quanta gente, a parte gli scherzi, è venuta da me dicendomi tu mi hai salvato. Io ero depresso, stiamo parlando di tanti anni. Ok. Avevi a dire uno psicologo, avevi a pagare 40 euro, invece in Italia avevi da video. Disse bene, allora facciamo i conti. Facciamo i conti, è inutile che. Cioè, non dico 40, ma almeno 20 euro a seduta mi guardare. Ma sai che io, mentre tu stai parlando, io ho notato una cosa. Eccolo lì, io lo sapevo che lui poi ha lo sguardo furbo. Ah, un spingolo io. Io dicevo cosa. Allora, tu stai dicendo sta cosa e mi ha ricordato un'altra scena del film, ma lo spoileriamo tutto così il film. Ma la gente vede che non ha idea di. Ok, vai, vediamo. Spoileriamo un'altra parte del film, Sì. ovvero quando la ragazza che accogli nella tua casa, che è una ragazza con un passato, diciamo, abbastanza burrascoso, comincia ad aprirsi con te.
E poi Sì. ti dice, ma sai cosa mi piace di te? Ti dice, mi piace che tu in ogni situazione, anche molto critica, riesci a scherzare sopra. Sì. E io mi sono domandato, ma cosa c'è Di Alessio in questa affermazione. di Alessio in Rolando DiCaprio? E questo bisognerebbe chiederlo ad Alessio. Ah, mia? E Io? penso che sei tu Alessio. O sbagliamo? Ma ragazzi, io non saprei. È troppo più semplice scrivere qualcosa che giri in modo tale che la vita. Cioè, i film sono un micromondo dove tu crei. Che tu crei, no? Quindi fondamentalmente io ho fatto in modo che chi era depresso e chi dirige la cosa giusta. La realtà è sempre difficile. Però sì, sono un tipo che ogni tanto se la cava, ecco, in queste situazioni. Questo è un aspetto simile, diciamo. Simile, sì, simile un po'. Perché sì. poi nella realtà è diverso scegliere Nella le parole realtà quando uno. Sì, perché tu hai veramente poco tempo a volte per dire la cosa giusta. Nella realtà. Esatto. Mentre se tu a scrivere un copione ci pensi 3 anni. E quindi è diverso. giuste. Quanto tempo ci sei stato per fare il film? Stavo chiedendovi la stessa cosa. Ve lo stavo chiedendo io. Quanto tempo ci siete stati a scrivere il film che ho fatto io? No, niente, pure qui abbiamo. Pensavo che. Niente. Secondo me Sempre 6 una mesi. scommessa. 6 mesi? Io ti dico 2 anni. Quanti anni hai? Oh, a proposito, Regi Euro su K. Allora io aspetto che Peppe TPH mi dice quanti anni hai e John se lo vuole fare a disposizione. Stanno scrivendo Peppe TB dice gli scacci Casaime, Sì. altro che Cannolo, The Same. Sì, beh, certo. Impossibile non seguire tutti i piccoli video, sono piccole scene tanto semplici quanto realistiche che ognuno di noi ha vissuto in famiglia almeno una volta. Tutti i personaggi del micromondo di Alessio sono attorno a noi nella realtà quotidiana della Sicilia sud-orientale. Amen, il padre, il figlio. Sono intorno a noi, tante cose. Allora, belle. John, non so se ne veniamo bannate, dice John Sex dice hai 37 anni. 10 euro John a pagare. E o cannuolo sparto con gli apparti. Aspetta, quindi non hai indovinato o hai indovinato? Ha indovinato. Non hai indovinato. Non hai indovinato. Andiamo avanti, ma poco importa. Andiamo avanti. Dunque, dicevamo. Vabbè, sai che c'è una cosa bella che io ho preso appunti per questa intervista? Sì. Che tu parlavi ad esempio di una cosa molto interessante, Made in Sicily. Possiamo tirare, ti va se usciamo fuori dal discorso Cristiano Ronaldo, perché alla gente sembra che io abbia fatto solo magari che so Rolando DiCaprio film No. e impanate. Ok. E invece no. Che cos'è che ti è piaciuto a te? Allora, Dimmi. io ti ho conosciuto con Made in Sicily. Perché? Che cos'è Made in Sicily? Allora, un giorno mi arriva un link. finito. Sì, praticamente finiva con Gianni. Allora, un giorno mi arriva un link. E questo link era Made in Sicily. Scusa, ha mandato sto link. Kiko, salutiamo Kiko che ci sta salutando, che ci sta seguendo. Kiko numero 1 perché gli hai consigliato quella cosa lì. Sì, Made in Sicily. Bravo. Fatto da Alessio. Sì, quella persona. E quindi Kiko, che mi starai ascoltando anche tu, mi ha mandato questo video. Sì. Io guardo questo video ed era un suo padre. Come si chiama tuo padre? Lucio. Lucio. Salutiamo Lucio. Ciao Lucio. Ciao Lucio. Vabbè, non è che perché. Vabbè, andiamo avanti. Dove c'era Lucio che insieme a sua moglie vanno a Londra Ah, a guardare la situazione dei giovani Manchester. Però, vabbè, vanno in Inghilterra a Manchester. a Manchester, vero? E vanno a guardare la situazione dei giovani che scappano dall'Italia e vanno a lavorare in Inghilterra. Vanno a trovare il figlio. Vanno a trovare il figlio. Che che sarebbe poi- Mafrate. Ah, ma era veramente? Ma sai che io pensavo non fosse A sopra. te pare che Pensavo fosse una creiamo minchiata che era delle un minchiate, figlio. invece no, tutto neorealismo. Quello è tuo fratello? Sì. Andrea? Sì. Ah, ok. No, perché io adesso no, questo caso Ah, secondo chi me se lo non è vediamo? frate. No. Vabbè, comunque. Proprio lui. E quindi vanno dal loro figlio Andrea e analizzano la situazione. Tipo c'è in tutto il mondo, non ricordo. Tuo padre che tipo analizza un pavimento, fa: questa è plastica, cosa ci hanno fatto? Poi manca pure la polizia india, ma come va a fare? Non c'è manco un bebè. Comunque l'imitazione di mio padre la fanno tutti così. Perché questa voce tipo così, che non è così per non si capisce, però sì, è così, ok. E quindi era bellissimo, bellissimo che era 14 minuti di comicità così, che poi in realtà Indovina un po' cosa succede alla fine, sempre. Poi in realtà ti faceva capire della situazione che vivono Sì. i ragazzi, Sì. della meritocrazia che lì esiste e
magari qui non tanto. Sì. E fa capire anche perché forse Cristiano Rolando è stato comprato negli Stati Uniti e poi dagli Stati Uniti si è contato. Incredibile. Ma secondo te un Alessio Miceli catapultato in una dimensione tu già fossi un regista affermato, secondo te, in un mondo meritocratico? Non lo so. Ci ho pensato un sacco di volte. Questa è una bella domanda e non c'è una risposta, perché ovviamente i casi della vita sono 10 miliardi. Io credo, sono più o meno convinto tantissimo, che sarei potuto essere quello che volevo essere anche qua, anche da qui. Ok. Quindi dei determinati fattori non me l'hanno permesso da Ragusa. Poi che io era negli Stati Uniti e gli era sicuramente magari sarebbe stato più semplice, quello è un altro discorso. Ma sono abbastanza convinto che l'avrei potuto fare ad alti livelli anche da qua. Questo è un monito, una cosa importante per tutti quelli che lo vogliono fare. Lo saccio che uno se ne vuole ir a Roma, a Milano, a Gela, però fondamentalmente sì. Comunque, allora, non so se ti ha detto Nicola, ma il motivo per cui noi facciamo salotto è anche questo. Quale? Fammi un esempio. Perché noi vogliamo in qualche modo creare il nostro futuro qua giù, perché non... Cioè... Sì, esatto. E bisogna partire da queste cose, no? Cioè non è che uno deve dire però qua non si fa niente. Perché chi deve fare qualcosa, cioè chi deve fare qualcosa? Questa è la domanda, giusto? Qua non si fa niente, ma che a fare? Esatto. Perché non lo fai tu? E qual è stato no, questa prima- domanda? non ti Prima piaceva della la domanda, mica, non ti prima piaceva. della domanda, Chat. allora, Ciao Lucio. Ah no, niente, chissà. dicono semplicemente ma usa la FTR no. Ora vediamo. Ciao Ale, la scimmia di Twitch. Ciao Lucio. E poi Ciao Lucio. settembre con l'incendio di Caramonte c'è bisogno di ir così lontano? Come? Ma vogliamo mettere l'11 Ah! settembre con l'incendio di Chiaramonte? Sì. Scusa. Sì, ho capito. Un attimo di smarrimento. Sì, adesso non mi ricordo in quale occasione, ma io credo di aver detto una fesseria del genere, che Peppe si ricorda più di me. Non è una fesseria, però per dire, cioè, che c'era... Il tuo fan numero uno, per Ma Peppe, ma perché non scrivi una biografia mia? Che io, a me mi sei di scrivita. E poi tu ne sei, cioè sei mia, secondo me. Secondo me sì. Alessio, grazie per i video. L'ultima e poi ce ne andiamo. Sì. Ah no, scusa, dimmi. Alessio, Va. la leggo io? No. Alessio, Grazie per i video di denuncia sui treni della Sicilia e sull'aeroporto di Comiso. sono allora, tra le cose più Hai belle. visto la notizia di oggi? No, vediamo. Freccia Bianca in Sì. Sicilia, 3 ore, Vabbè, Catania, ma Palermo. chi è? Ma ci credete a queste cose? Ma quando escono queste? Ma voi fate finta di niente, tipo, cioè, Fantascienza, autostrade, Alessio, cose, fantascienza. ma a me piace perché comunque ancora voi dice no, è finita. All'epoca praticamente hanno fatto l'inaugurazione dell'aeroporto di Allora, Comiso. allora facciamo così. Siccome io questo non lo so, E non lo devi sapere, infatti. questo Ah, video ok. io non lo conosco. Ora lo spieghi tu per la prima volta. Invece di Cioè, spiegare. per la prima volta parlo io. Sì. No, lui chi era Peppe? Il nostro caro amico Peppe o Saro, era Saro, Alessio. Non solo Bebbo. Non solo lo bebbo. No, non solo Bebbo. Va bene, Bebbo o chiunque esso sia. Già abbiamo problemi a cercare viste di cose, perché l'età avanza. Quanti? Allora 38, se avanza 38. Minchia. Bebbo diceva, ha tirato fuori una situazione ha tirato fuori la situazione dell'aeroporto. Io ho fatto un video per l'aeroporto di Comiso che poi è andato sulla 7. Ah. Cioè il TG ne ha parlato, perché ha parlato di che? Di questo aeroporto che praticamente era stato inaugurato 10.000 volte e questa era l'ennesima. Ma all'ennesima c'era un Alessio Miceli che ha GoPro, a valigia. Io me ne ho da. Il giorno dell'inaugurazione non c'era ovviamente niente, un aereo non c'era, però c'erano persone. Tipo chi di che travagliavano erano da. Disse buonasera, io vorrei Partire. Niente, vorrei partire. Gli arrisate che si facevano. Disse, ma che c'è? Siamo all'aeroporto. Un rapiscio, o no? Allora, finiscila. Tutto firmato, tutte cose. Il giorno dopo, la 7. Non sono potuto entrare a Comiso per 3 mesi. Cioè, t'hanno mandato un dashpo, tipo, sì, Sì, un daspo. La gente non era per niente contenta, poi siamo diventati amici.
all'aeroporto di Comiso per andare a fare il video. Eri diventato un attimo il Saviano di Comiso. Era Parla male, era la nostra terra. Sì, in realtà non parlavo male di Comiso, ci Certo, mancherebbe. era una E manco dei situazione. comisani. Però, Certo, era una situazione. la volta dopo che ho preso l'aereo a Comiso, avevo pigliato alla fine. più avanti, dopo tanti mesi, Tante altre inaugurazioni. uno steward mi vire, mi fa così con la faccia e parla, c'era la guardia di finanza, proprio scandato. Io me ne sono accorto, arrivato a un certo punto vengo accerchiato da guardia di finanza, carabinieri e polizia. Con questo steward. Fa, per favore ci può seguire? Dissi, ma che la vedo con chi sta spacciando? Ah, io? No, io? Ah, ok, scusate. Ok, per favore può fare... questa è una telecamera. Se stai a Londra a fare la fotografia o cosa, sì o no? Però lei lo sa che non può usare nell'aeroporto, non può fare... Ma io non mi pare che stavo facendo niente. La fotocamera era dentro la valigia. Era proprio Caid, sa la sentirlo da vuota. Dice tu sei quello e ora basta. Ora a paiare. Però niente, non è successo niente. Per dire, ecco. Che poi perché non dovresti fare video? No, dentro l'aeroporto non si può fare senza, Dentro l'aeroporto? senza Certo, un'autorizzazione, non si può Non fare. lo sapevo Ma questo. infatti- Come nelle metropolitane, nei treni, nelle metropolitane non si può riprendere. Esatto, vabbè. E io infatti poi che cosa ho fatto? Subito dopo, visto che non si può fare né lì né nelle stazioni, venni e feci un giro alla Sicilia in treno, facendo le riprese dei treni in Sicilia. Ci stessi 3 giorni e gli ultimi 20 km mi feci a pere. E questo è quanto. Peggiore giro Romun praticamente. Ma ti pare che... Un giro alla Sicilia, hai fatto la tua parodia. Incredibile ragazzi, bellissimo, incredibile. Palermo La Trapani. raccontavi sui social di sicuramente? Sì, sì, Ok. perché era un progetto in partnership, era un progetto mio, suo, loro, di tutti, e onestamente è stato piacevole poter raccontare una roba del genere così, cioè, lì poi ci hanno fatti i servizi, resto dell'idea che tutta questa roba si può continuare a fare. Io sono ormai troppo grande, attenzione, Dicono comunque 35. dove è scritto? Già sempre John Sex l'ha detto 35. Vabbè, cioè, ora no, chi è? Ciccio 21,58. Ora gli ma scalare. 35. Qua è Ciccio. Ciccio è mio frate. Saluta mio frate Ciccio. Perché stanno donando? Oh ragazzi, Stanno donando, quindi noi ringraziamo le persone che stanno donando. Che Tanti quando- cannoli stanno donando. stanno donando tanti cannoli. grazie ragazzi che se no non grazie per le donazioni, così funziona perché le donazioni. Così. Ma neanche perché Mai no. non hanno donato. Questa è la prima volta. Che la ma facciamo prima neanche volta- una cosa chi sta qua, dona una mia. Sai che io bene nel caso, 30 centesimi c'è a dare. No, comunque veramente continuate a donare. C'era un appello. Anche Nurrine, Alessio, perché ne abbiamo di bisogno. Anche? Nurrine, un rene. Ah, Un rene. perché parlano una lingua diversa. Ma tu come lo dici il rene in siciliano? Ma non ho rico. Non lo dici, non ti serve. Questa è la prima volta che ho un Comunque un reno. sarà perché abitiamo vicini, però il siciliano che parli tu nel film ci sembra un siciliano molto Diverso. Lo capiscono tutti. No, no, Universale, nel Sì, senso che è come, come se non fosse tipo catanese o palermitano, vero? Non fosse nulla. Lo E sai infatti è l'italiano ragusano. Ragusano, la provincia Babba. E io l'ho letto questo fatto, la provincia Babba. È così, non lo dice lui, non lo dico io, ma purtroppo per fortuna Sì. c'è una logica ovviamente. Sì, certo, c'è tutta una dietrologia Che non è dietro a questo. necessariamente una cosa negativa, è che uno che ha, praticamente uno che rispetta le regole in Sicilia è babbo. Sì, è E stato questo è il problema della nostra provincia, che noi È tipo vero. non parcheggiamo sopra le banchine, cose così, e siamo babbe. Ma non è questo- solo picchista, No. cioè dipende anche No, che poi ci siano, però ad oggi noi la raccontiamo in questa maniera che ci piace di più. Siamo Sì, comunque è vero, è la realtà più civile quella vero, ragusana. te ne sei accorto? Sì, io che ci sono stato tante Ti ricordi volte. l'ultima volta che non ci sei mai venuto? Sì, esatto. Io l'ultima volta che ci sono venuto ho notato questo. Perché prima discutevamo, non sono mai andato a Ragusa, ragazzi. manca Scicli. Scicli è anche grave come cosa. Purtroppo. Esatto. Esatto. Ma Andiamo avanti, che abbiamo gli ultimi pochi minuti quando non lo so, però No, ancora c'è. finché donano continuiamo. Qua mi chiedevano di terroristi, se voi vogliamo. Mamma mia, chi lo chiede? Nessuno sa niente. I terroristi a Artemisia 15. Terroristi a noto, yes. Proprio che figata. Tante robe terroristi. Che figata. Grande Io ti ho John Sex. scoperto con i terroristi. Io vi ho scoperto noto con i terroristi.
Sì, Ok. non c'ero mai stato in realtà. Vero? Ma in quanto tempo vi è venuta l'idea del corto? In quanto tempo proprio No, la sceneggiatura? faceva parte di un workshop Ok. e il workshop quindi si doveva risolvere. Piccola parentesi, che cos'è un workshop? Mare, sì, a pere però. Fra. Però se ora io che mi a mettere a fare magari la spiegazione, allora per davvero. Nicola Sino Boomer. Spiegatelo ad Comunque, Alessio che vuol dire boomer. fondamentalmente che cos'è un workshop? Una lezione, in sintesi velocemente, una lezione su qualcosa, su un tema, che è un po' distaccato dalla scuola, dalle accademie, dalle università. È un workshop, lo puoi fare più o meno in qualsiasi posto, magari carino. Quindi si tratta di un tema durante il workshop. un settore, la pittura, un workshop di Un tema. pittura. Vabbè, un settore. Sì, ok. il tema Un è argomento. È un corso breve. Il tema è un concetto, è un corso, sì, un corso, delle lezioni. Ok. Cioè, questa cosa durava più o meno 5 giorni, credo, una roba del genere, alla fine della quale bisognava presentare qualcosa. Quindi, siccome io ero lì per tenere il corso come docente o qualcosa, ma sono parole che proprio non si attaccano, capisci? Docente. E quindi abbiamo buttato giù una bella idea, cioè come fare un bel prodotto se sei alle prime armi. Abbiamo fatto Terronisti con l'idea di farlo ad esempio con i cellulari. Ora non sto qua a dirvi che c'è una differenza abissale di qualità, luci, però quel Terronisti effettivamente è stato vincente. È stato vincente perché il tema era importante, perché era spiegato in una certa maniera, era figo. Sì. E loro lo sanno. Anche perché quello era il periodo dove forse... No, allora, il periodo delle trivellazioni me lo sono vissuto perché mi Sì. sono fatto un sacco di campagne no triv, però... Sì, ce l'hai tu quell'aria lì un poco. La do a vedere un pochino. Ascendente. L'ascendente che ti dà un pochettino che vai sempre a fare a rompere I dire coglioni, alla gente. Anch'io è un poco babbo allora, no? No, noi siamo ciubabbe. Noi non ne facciamo queste cose. No, ne faccio sbaglio. Facete come volete, basta che noi potremo parcheggiare avanti alla porta. Ci mettete i seddi magari. Noi il numero 1, sì. E quindi stavo dicendo di... La cosa bella è che avete dimostrato appunto che con Sì. un cellulare si riusciva, cioè appunto Si poteva portare avanti un discorso, un tema, un corto, in questo caso un progetto, con l'uso di attrezzature che tutti potevano avere. Perché se tu partecipavi a quel workshop era perché non avevi mai fatto altro prima. Non era un corso di fotografia e di regia. Ma da quel workshop poi c'è uscito qualcuno folgorato che ha detto no, ora faccio questo nella vita. Io sono... A parte tu. Che ne sai, che ti Non lo ricordi? so, no, c'era qualcuno che stava studiando recitazione. Ok. Gli altri non ne ho idea, però sicuramente credo che non mi sono sentito poi la cosa sicura è che a tutti è rimasto in mente e sono rimasti colpiti dal fatto che con 2 cellulari Sì. abbiamo fatto fondamentalmente un corto che poi ha fatto 60.000 views su YouTube in 12 ore, ne ha parlato la Repubblica, è stato un bel corto. Sì, Lo rifarei. Io sostengo molto questa tua filosofia, ovvero che con un cellulare, se uno c'ha un messaggio forte e sa come comunicarlo, minimo uno deve semplicemente limitarsi ad utilizzare il mezzo e riprendere quella determinata cosa. Se l'idea è buona puoi fare tanta roba, veramente. Oggi i numeri, ragazzi, i numeri online non si fanno con le super attrezzature. Ve ne rendete conto facilmente. Gli influencer, tutta sta Sì, gente sì, ha sì. un iPhone. Fine. Poi c'è il capitolo 2 della storia. Tu vuoi fare l'influencer o vuoi fare cinema, video, clip, eccetera? Vuoi essere un professionista e allora devi farti altri Per corsi. esempio, noi abbiamo fatto una raccolta rifiuti, non so se lui te l'ha detto. No, ma mi va bene, la potete Ok, fare. noi abbiamo fatto questa raccolta rifiuti e poi abbiamo documentato tutto. Eh. E con tutto che noi avevamo le apparecchiature, Mhm. io ho deciso di fare tutto il video col cellulare. Ci sta. Perché mette meno a disagio il cellulare. Beh, ovvio, E certo. se io devo fermarmi da una persona e dirgli cosa ne sta Vero. pensando in quel momento, la persona non si sarebbe sentita a disagio perché ormai ci puntiamo tutti il cellulare in faccia. Questa è stata la mia visione.
30. Scherzo. Pure io. 30 all'uno. Ma te hanno voto, non te lo potevo murare. No, poi alla fine. Ma io Quando non mi so, dici te- professore, a me Ido. non mi ru- Allora io Tu a scrivo me non mi ru 30, tu mi dici l'età. l'età, esatto. Quelle... Allora facciamo che è 32. Mamma mia. Ma che assai? Io non la capisco questa cosa. Questo punto è 30. 39. Ci mette la 39. firma, dice. Ragazzi, dai, Posso vedere dove- le tue mani? Come i soliti Ma che ignoti. schifo, ma che Posso vedere le tue mani? Le mie mani sono curate, oggi mi tagli le unghie, che fare? Non lo capisco. Magari io mi dai gli alunni. Chi sto non supera i 35? Cioè, ragazzi, io sono troppo piccolo ancora. Ma ce la dici per favore? l'età? 10 euro e un cannuolo Caffè Sicilia. Caffè Sicilia dal nostro amico Johnny. Ma mi viene in mente un'altra domanda. Sì. Il siciliano ti ha aiutato a recitare? Cioè, Sì, sicuramente sì. perché noi Sicuramente abbiamo sì. notato questo, che quando abbiamo fatto gli spot, Sì. dovevamo farlo in italiano. Già un pochettino ci metteva, anche perché noi siciliani abbiamo una brutta addizione. Sì. Invece poi facciamolo in siciliano. Era un attimo fare uno spaccato della nostra realtà. Sì. Dire, "Vedi che bella sta cattedrale, C'è una corrente di pensiero molto importante, secondo me, in questo senso. Nel senso che se tu, qua escono poi fuori le pecche, no? Di chi scrive, di chi vuole fare comicità. Mhm. Se tu ti appoggi molto sul siciliano, vuol dire che comunque fondamentalmente hai delle mancanze alla fine nella comicità in sé. Perché la comicità è una cosa che devi poterla fare in inglese. Se tu non riesci a farla in altre lingue, ma riesci a fare ridere in siciliano, perché fondamentalmente il detto è quello che fa ridere. Se io dico Sergio ammutta pecore, già Sergio. Ma perché? Esatto. Se io dico Sergio, Esatto. Sergio spingi vacche, spingi pecore, Esatto, spingi esatto. capre, fa ridere la traduzione, ma a un milanese o fa ridere Sergio spingi capre? Forse No. sì, boh, non lo so. No, non lo so. Adesso scusa, ma allora io mi ricollego alla tua battuta Vuoi che caparra? io sono sempre Come dalla traduce? regia di Ma la gente lo sa? Presente il tuo Ah, saro. volevo sapere se la gente lo sa. Lo sa che siamo Sì. pazzi, sa la ok. gente. Ti volevo chiedere, Pazzi ma d'amore e di rispetto. Ok. Dacci conferma a quello che dico perché che fa sì che si fa un meglio macco, questa è un'espressione che potremmo anche tradurre. Noi siamo morti a quelle Sì. E E spiegaci soprattutto come perché- la traduci? Non ne ho idea. Ah. Allora, con le fave secche essiccate, Eh, Assomiglia molto, però non è la si, stessa. si riesce Sì, a sì, ma io elaborare voglio sapere il concretamente miglior perché. Macco, come Ma si chi è un traduce? No, perché che fave sicche? Cioè, perché proprio che fave sicche? Perché si che fa? fave fresche non lo puoi fare. Perché sennò sono troppo arromudate. Cioè è così, è culinaria. Cioè, non lo so. E torniamo all'inizio della cucina. Capisci? Cioè ora non è che... Chef Stable allora, come se cucino macco. Ora tu Occorrerà senti per senza. dire, il bello è questo, è che tu Marco puoi fare probabilmente anche che fave fresche. Il problema è che non viene buono come che fave Però sì. sì, è arrivato, mi sa, l'ultimo commento. 36 anni l'11 dicembre. Siccome se tu vai su Facebook c'è a dire a Ciccio 2158 che c'è scritto magari Ma quando frate, dici qualcosa, ma frate. un che Ah, da casa mia. no io un che uzzo due allora Ciccio 21 quant'è che è? 2158 non è che se tu te ne vai nei Facebook e leggi 11 dicembre, a parte che se cioè ora va bene, ok, va bene. 36, hai detto 36? Va bene. Ha bevuto 10 euro, ma fammi parlare. Quante? 10 euro in cannolo. Hai vinto un cannolo che ora non mi puoi a pigliare, nei caffè Sicilia, che a Johnny me lo offriva, Johnny Tra l'altro, piccola prendita, io come offro a mia di solito, quindi come funziona? ero su due. Ora sono due. Una mia e una tia. Comunque una volta, piccola parentesi riguardo la trasposizione dell'italiano al Sì. siciliano all'italiano, Sì. ve la faccio più figa ancora. Dal siciliano all'americano. I sottotitoli sono in inglese, ma l'inglese non è l'inglese. Voi dovete adattare a chi lo guarda. Cioè, l'indiano parla inglese, Sì. ma non ha la cultura dell'americano. Il che vuol dire che se io dico è troppo bello, sape bello come com'è che qual è il mio, quello che tu lo sai, il mio detto. Come una cascega, chi no? Vabbè, adesso tipo ora non mi ricordo quello delle fave. Che delle fave secche. Sì, si fa però, con ad esempio- un macco buono si fa che fave Sì, secche. quello l'abbiamo tradotto in una maniera che adesso non mi ricordo. Ma uno molto figo è stato quello della mortadella che costa picca e sape bella. Che ovviamente Ah, cheap, tipo,
Ovviamente dice, la mortadella costa picca e sape bella, non aveva alcun senso in America. Certo. Ma anche tipo Barbara D'Urso, no? Che nomini Barbara Abbiamo messo Oprah Winfrey. Quella Barbara D'Urso americana. La Barbara D'Urso americana. Però bastardi, perché noi quando guardiamo qualcosa ci mettono CNN, non ne mettono Sì, TG. no, però ma tu ti quello devi è adattare. CNN, se c'era TG era TG. Ma come loro che non sentono, come possono capire il concetto di Barbara D'Urso? Certo. Ma se io ti metto Opera, eccetera, eccetera, sì. La mortadella costa picca e sape bella, l'abbiamo tradotto like McDonald's, taste good e pay less, una cosa del genere. Cioè, Certo, che come paghi poco, McDonald's, sape buono e costa picca. Quindi c'è stato un doppio lavoro di copione. Ma io ti sto dicendo che non vedo l'ora di non farne mai più di queste cose. No, ragazzi, Devo incredibile. sistemare. È troppo. Cioè, se uno le cose deve fare in una certa maniera. Ma sì. dove la trovi l'ispirazione? Infatti non la trovo. Cioè, quando Adesso la trovi, dove l'hai trovata? No, dove l'ho trovata? Sì. Ogni 5 anni si è palesata. Ad esempio, R. DiCaprio l'abbiamo girato nel 2012, l'ho scritto nel 2011. Cristiano Rolando l'abbiamo scritto nel 2016, girato nel 2017. Ora? E ora? Sono tanti pezzettini di vita. Ogni 5 anni. Ma ora? un'altra cosa, tu stavi raccontando una piccola chicca che poi non hai raccontato. Dimmela. Però io mi arrodai, perché sono un Qual è? pazzo. Vabbè, ma Quella- io cade digno per chissà. Cioè, la gente che ci pare che piace a vederci a me. E disse, ora piglia due picciotti, metto che ci faccio fare una puntata. Ma in realtà- Se non pare che la figli mai chi da già per il precedente già ce n'è una. Giusto? Sì. Qui stai la seconda, e id so qua. Dimmi. Quando tu stavi raccontando della parentesi del morto in casa, tu Sì. hai detto c'è una parentesi che poi Sì. va appunto. Ah, Non quella ce là, l'hai io ti ho raccontata. detto, ma tu per reclutare una persona del genere, Sì, allora tu che ci riesci a parlare molto, Sì. cosa gli spieghi al... io ho detto, signor Saro, buonasera. Saro. Sarò veramente Si chiama questo? Si chiama Saro. Il signor Saro, Ok. che salutiamo, che tanto non Twitch. non- Ma c'è ancora, è tra di noi. Sì, Ciao, certo. Twitch, signor Saro. Signor Saro di solito 9 lui Twitch. Uno Un panotto e un appoionno. già bastava. Signor Saro, buonasera. Allora, siccome lei mi sembra così mingherlino, questo è un signore spassoso, però insomma, dovevamo interpretare Un muto. un morto. Lei sembra così, ma lei sa accollarsi di fare una scena. Perché io faccio tutte cose. Perché sapeva, c'aveva parlato i nipoti, i figli. Niente, a fare un morto. Un morto! Che bello, a me non già saccio come. Già saccio come vede. Questo era un montaggio Ok. che ha fatto la maschera desaturato. Invece, no, bello, abbiamo truccato pari a morto Ah, per ok. davvero. Era quindi mise una cosa nella poltrona. Ho detto alla truppa, ho detto di uscire a tutti. Questa ve la sto raccontando, di solito non la racconto, non mi capita di raccontare aneddoti. Disse ragazzi, da escere tutte, era una situazione del genere, no? Un dammuso, era la nostra location, era Sì, un po' l'ho quella. vista. Era tutta spaccata in effetti la casa. Sì, abbiamo trovato questa cosa così. C'era sta poltrona, tutto sistemato, ho detto fate tutto, quando finite venite a dire. Finirlo, se ti aiuta. Silenzio, campagna, tutto buio, abbiamo chiuso le finestre, scuro, preciso, e io ho cominciato a parlare così, con questo candore, no? Signor Saro, adesso lei si deve rilassare. Adesso chiuda gli occhi, con molta calma. Lo sta pensando come se adesso i battiti del cuore si rallentano. No, così assai. Ciupi, cioè, stanno a rallentare, ma non morto. Di me. Si rilassi. Oh, si addormisce io. Si è addormentato. Abbiamo girato col morto vivo. Com'era? Quindi Sì. stava dormendo? Sì, sì. No, questa è una bellissima cosa. Sì. No, meno male che mi ha arrodato. Sì, sono tipo che fa addormentare. Fai ridere e dormire. Tutte cose pazze. E questo è fighissima, mi piace sempre un sacco, perché poi alla fine ci siamo messi tutti lì a cerchio, mi facevamo una fotografia con Ido Carolmia al centro, poi ci facevamo l'applauso, Ido era festoso, dice, che la giriamo allora? Cioè, la giriamo? No, già giriamo, però se vuoi la facciamo a tono. È stato così bravo da immedesimarsi. Se feci una ranfata, no, fortunatamente non ranfava. Veramente. Però sì. E sono oltre a questo anche un altro personaggio che credo che i nostri spettatori grandissimo.
Cosa hanno scritto? Allora, non solo Bebbo, dice Alessio, no Yes Man. Oggi l'ho è venuto fatto. fino a noto grande Ale, c'è da dire che dovevamo farlo in videochiamata. Ah, vero? Ma questo non so, io è uno di Piave, Non Poi lo chi so. sta? non solo Bebbe è uno di voi. No, non lo sappiamo chi è. No, non Meglio lo sappiamo così, questo, grande non solo Bebbo. Sì, comunque Yes Bebbo Man- dice di farla. È una citazione. Vabbè. Ok. È un po' così. Siamo pazze. Va bene, per me va bene. Purtroppo che sì. Domanda, ma il mitico Sergio Muttapecore come è stato reclutato? Esatto, minchia, stavo arrivando proprio lì. Parliamo di questo Sergio Muttapiegore. Allora, Enzo. Era un uomo, perché purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, un uomo di mondo. Ora uno lo vedeva tipo sciazzato e lo dici chi è vagabondo, la casa ce l'aveva. Lui ha deciso di vivere in quella maniera. È proprio diverso. Certo. Non è uno che non aveva una casa, eccetera, non aveva dei familiari, no. Era una persona che ha deciso di vivere in una determinata maniera. Pescatore, ha vissuto, ha girato, ha fatto, eccetera, eccetera. E a Marina di Ragusa, cioè la città dove insomma sono cresciuto, era super popolare. Questo insomma non mi erano camminava che pantaloncini e l'infradito. Noi eravamo con capedo, era sempre fresco una rosa. Ok? Barbone nel senso della barba lunga, ma lui, ripeto, aveva la possibilità, lavorava prima quando insomma stava meglio, eccetera, eccetera. Una volta ci addomannai e ci disse: allora, questa è bella, questa me la racconto allora. Vai. Allora, una volta praticamente andammo in versione borghese, cioè così mi presentai io, da Enzo Carne Molla, Perché sei? Sergio Muttapiccolo ok. sarebbe il personaggio. Sì, sì, ok. Da Enzo, Enzo, ciao, come va? Vince? Ma che te la potessimo fare un'intervista? Non gli c'è dire un film, come ce la spiegare? Certo. Cioè, se diciamo, no, noi beviamo una birra, perché nella scena la prevedevamo, pigliai una cascia di birra. Beviamo una Per i birra. vari take. Sì, esatto. Camera lontana, ovviamente. Ho detto, vabbè, la prossima quando dici tu. Ho detto, mi trovo e da. Ok. Io, il giorno delle riprese, sono andato da Enzo vestito da Rolando Di Caprio. Fermi. Lui mi aveva visto in borghese, ovviamente. Arrivo. Enzo! Andiamo a fare un film, a scena. Sì, stai venendo. Andiamo. Giù riparare, tutte cose, a birra, fa. Alla fine fa, ma Alessio che non binne? Piccolo particolare. Rolando Di Caprio ha solo una parrucca. Poi a parte Sì, artista, però, praticamente. sì, il Cioè, ok. è vero, Però cioè- se io sono così, e invece poi sogno parrucca bionda, sciazzato, La così. coppola. Dice, alla fine fa, minchia, ma Alessio non binne alla fine. No. Era un poco patto dietro sto signore. Sì. Ovviamente. Però ci stava. E lui raccontava. Funzionava nella sua. Allora, era una persona molto, molto, come dire, serena e solare. Non era uno che creava problemi. Sì. Tranquillo. Era un uomo di mondo. Punto. Cioè, senza girarci intorno. È quello che lui dice nel film, in R. Di Caprio. Fondamentalmente è una vera e propria intervista. Che noi poi abbiamo tagliuzzato, durava molto di più. Ma noi per il film ci servivano quei 2 minuti. Quindi ancora lo ringraziamo ovunque lui sia, ecco. Ah, Peppe ci dice la birra Wurer, davvero Sì, siciliano, il dettaglio che rende tutto speciale. La birra Führer era chi Führer. costava tipo Ciupicchini. ciupicchini. Centesimo al latino. E si sposava perfettamente con il Con il concetto di personaggio. Rolando Di Caprio, che in centesimo non la via, né ide e manco Sergio Muttapiccolo. Certo non ci poteva fare pigliare a birra, non voglio fare nomi perché adesso poi ne avessero a fare donazione. Infatti. Come sì. che sponsor. Sponsor, che pigliano sai. escono 50.000 euro. E E io dico un nome che devo cacciare io. Là io cavo un nome. Minchia, quanto pagassero 50.000 euro per dire sta cosa. Prima, ora ti faccio una domanda che è un po' personale. Beh, allora me ne stai yendo. Prima tu hai detto che potevi anche essere un Sì. potevi anche Sì. riuscire ad essere qualcosa di più. Sì. Perché non lo sei allora? Perché è ovvio che la tua aspirazione è questo, ovvero quello di riuscire a produrti. Sì, allora io ho fatto l'assistente alla regia per tanti anni. Nel cinema, no a Santa Croce. No. Un paese qua piccolino, come si chiama? Testa dell'acqua. No, a Testa dell'Acqua. Granieri. Testa dell'acqua. No, a Testa dell'Acqua Granieri.
Uffici io, nel senso che comunque ho lavorato per cose abbastanza importanti. Tipo Boris. Mettiamo così. Lo conosci Boris? Cioè, ovvio. E quella cosa lì mi ha ovviamente aperto un po' il mondo, il cinema, la voglia, il saperlo fare, il saper gestire un set che è totalmente un'altra cosa, non è una cosa che ha a che fare con la tecnica, è proprio una cosa umana, cioè saper gestire, capire i momenti. E tutto questo stava per crescere e poteva crescere finché un giorno io non decisi di fare le mie cose e solo le mie, senza dare mai più una possibilità a un qualcos'altro con altre realtà anche più grosse delle mie. Cioè io ho chiuso per fare l'assistente alla regia e ho deciso di fare il videomaker, l'autore. Questo. Se io avessi deciso di continuare, probabilmente avrei un giorno avuto il mio set, le mie cose, sarei stato un ragusano regista. Adesso sono uno che fa delle cose e non è ancora finita, attenzione, non è ancora finita. Io ci credo ancora che ho qualche altro asso nella manica. Vorrei fare il terzo ed ultimo capitolo della saga Rolando DiCaprio. Ma è lavorazione? Ho un trattamento in mano. Che è sto trattamento? No, non l'hai qua, in mano Trattamento di vedere l'ugna, la faccia. Mi piace, vi rido. E tu sape sempre a mingiata quando si dice preciso al momento sbagliato. Sì, no, il concetto è quello. Comunque. E quindi c'è un terzo film. Sto lavorando perché vorrei onestamente poter fare il terzo film migliore degli altri. Perché c'è Peppe che lo produce. Peppe tutto. E Peppe TV. c'è chissà, ti può morire una mano. Camera. Camera. Purtroppo non è una questione di camere, non è una questione di attrezzature, ma non è ovvio che ci possa essere sempre di meglio. Vi assicuro che il problema è alla base. Cioè tu vuoi produrre una cosa figa e allora ci vogliono i soldi per pagare tutti per X tempo, per per avere attori anche di un calibro un po' superiore, qualche volto noto, perché il prossimo passo, se il primo è stato YouTube, il secondo è stato Amazon Prime, il terzo è prodotto da Netflix. Amazon Prime. sì, vabbè, usate il gennoviaggio, vabbè, Dici qualunque Netflix. cosa. Qualunque Cinema, cosa, proprio distribuzione nazionale per esempio, sì. Quello sarebbe l'obiettivo, altrimenti ovvio Netflix tutta la vita, però ecco si va per gradi. Però il discorso che quando ho capito delle serie prodotte da Prime Video, Netflix, che hanno tipo budget superiori rispetto a quello che può avere infatti tu non devi fare una cosa prodotta da Netflix, perché altrimenti Netflix chiama te per produrre una cosa. Oppure tu presenti un progetto e Netflix dice ah bravo, bello, ma lo compro, ma lo faccio girare a Raud. Qua si parla che tu lo devi fare e successivamente la distribuzione americana contatta la distribuzione italiana, perché io con chi non ci posso parlare è con l'italiano, io parlo con l'americano. E loro poi lo piazzano con un prodotto di qualità, con un volto noto all'interno del tuo progetto. Netflix potrebbe essere interessata, senza no. Questo è un po' il senso. La qualità alta con dei volti noti può essere accettabile anche per un Netflix, anche se l'hai fatto tu. Certo. Qual è stato il prodotto che tu hai lanciato e più ti ha deluso? Cioè la reazione delle persone. Cioè quella, tu speravi tanto in questo progetto, poi l'hai lanciato e ci sei rimasto veramente. Non lo so se posso dirlo in questi termini, però prima non solo Bebbo ha citato Yes Man. Yes Man è una mia serie, una serie web a puntate, sono 7 puntate, 8 puntate, non mi ricordo. E fondamentalmente era il primo Yes Man italiano a filmare tutto, cioè io per una settimana ho detto di sì a tutto portandomi la camera appresso. L'ho fatto, ci sono le puntate online. Bellissimo. Mi aspettavo veramente molto più partecipazione anche da parte di chi doveva chiedermi le cose. Sì. E invece però, ma vedi anche lì, la comunità fa tanto, cioè la città dove ti trovi, tutto fa brodo.
Se sei a Catania hai determinati ragionamenti, se sei a Ragusa ne hai altri. Questo un po' mi è dispiaciuto perché Yes Man secondo me è molto forte ipoteticamente Certo. Sì. come prodotto. Basta, tutto qua. Allora, io voglio trattare di un tema a me a cuore proprio principalmente, ovvero che io che voglio andare a fare cinema nella mia vita e voglio lavorare in maniera professionale su dei set, delle troupe, minimo devo stare a Roma Certo, o a Milano. è proprio così. Io mi ricordo dell'esistenza in Sicilia di studi cinematografici siciliani. Sì. Comunque era l'inizio di una possibile rental, realtà cinematografica in Sicilia. Sì. Secondo te Beh. esisterà mai un momento in cui la Sicilia, perché ho visto anche che Bari, Napoli stanno incominciando ad essere indipendenti, hanno i propri Panalite, hanno tutti i propri rental. Ci sarà un momento in cui la Sicilia dice ok, No, c'è. A Palermo c'è una roba basta, del genere. basta farli scendere in Roma. No, a Palermo c'è sta roba. A Palermo c'è. Hanno aperta, Ma da poco mi sembra. nel 2000 mi ricordo. Adesso le date non me le ricordo, comunque io lavoravo a Palermo Sì. per una serie TV che poi fortunatamente è fallita, altrimenti io avrei lavorato altri 20 anni là dentro e sarebbe stato un problema, capisci Sì. bene, no? Non avremmo mai visto Cristiano Ronaldo se io Certo. avessi lavorato lì per tutta la vita, facendo il regista magari, pagato tipo un botto di soldi. E invece fortunatamente fallirro, perché era un prodotto della Rai e quindi è fallito. E loro lì avevano gli studi, Ok. Med Studios, proprio così, Med Studios, tu entravi là, c'erano i set di posa e poi hanno investito, un gruppo di loro ha investito nei furgoni con le attrezzature, le red, eccetera, eccetera, tutto Ci quanto. sta Artese, no, Sì. Arte Service, come si chiama? Sì, Artese? sì. Che è quello che ha i camion, ma Sì. un noleggio? A quando mi risulta no, prendono tutti da Roma perché è venuto qua Sirano, l'hai sentito? Sì, però lì poi dipende pure da con chi fai gli accordi, non è Sì, proprio così. non è proprio così. Però una realtà cinematografica oggettivamente in Sicilia che non dipenda direttamente, cioè che non Però dipenda se- da Roma non esiste. Il concetto no, ma già c'è qualcosa. Se poi tu mi dici Sirano, ok, 007, ok, però se deve girare Fica Reppicone se ne va dai suoi qua a Palermo. Se devono girare piccole cose, piccoli budget, diciamo. Ah, tipo un commercial, tipo, cioè una pubblicità. No, vabbè, Artese, come dicevi, comunque avendo i camion, avendo i camper, avendo il gruppo elettrogeno, cioè ti permette di poterlo fare. Ti permette di poter fare un film. Poi che tu vuoi cose spaziali, quando siamo stati su Ficarra e Picone che hanno girato a Rosolini, Sì. il drone bestiale l'hanno fatto venire da Roma, per esempio. Eh sì, quello era il periodo ancora dove i droni stavano incominciando Abbiamo a prendere girato, piede. insomma, qualche anno fa abbiamo girato su una collina, montagna dispersa nel Gelese. Arrivato a un certo punto sto drone con una red, credo 50.000 euro di Non ci attrezzatura, credo. cade, Panico. fine, persa, tra i robi. C'è una red già là? E io già mi immagino un pecuraro, poi non ci sta Senza un pecuraro che cammina, oh, e c'ha mandato, Saro, di solito, Saro, Un alieno! Madonna. vieni qua, vieni, non è che troviamo, cioè con che ci potevo allescere i crab. E questo è quello. 50.000 euro che volavano morte lì. È una nuova caccia al tesoro del Infatti, nostro territorio. infatti quando tornare a casa se domani c'è giro. Però niente, ma era troppo difficile veramente. Poi hanno preso un drone per cercare il drone. Era una collina e sotto c'era Vabbè, proprio... normalmente quando ci sono casi del genere è tutto mega iper ultra assicurato. Sì. Vabbè, ma, non Ma sempre GPS, 50.000 no? euro. Per un GPS, no? Sempre 50.000 euro, quaccaroni 50.000 pensato. euro. Poi avrei potuto trovare io. Perché qua non è il drone, è la red, ragazzi. E questo è il punto. Quello che c'è. Sì. Va bene, ragazzi, quindi... Un'altra cosa Niente, tanto che mi piaceva Prossimo approfondire. Aspetta, una volta, dimmi. Prossima cosa che volevo approfondire Sì. Era- Fa parlare io, c'ho questa parlandina, non la sta parlare a nulla, però parla. è Lucio, Sì, l'ispettore. Come si chiama di cognome? L'ispettore? Maresciallo Palombo. Maresciallo Nel Palombo, Nel film. che è tuo padre, che Sì. ha girato anche Made in Sicily, che
Così mi ha detto. Picciotte, Così mi ha picciotte, detto. aspetta, ci dico una cosa a care persone. Dovete vedervi prima Cristiano Rolando, poi vi vedete Rolando DiCaprio R. DiCaprio. e poi vi vedete Made in Sicily. Made in Sicily magari all'inizio, perché Magari all'inizio. non è unita a nulla. Non è unito a nulla, però comunque, Vabbè. secondo me, per capire il personaggio prima ci vuole un Cristiano Rolando. Per me va bene. Va bene? Che sono birra? Sono birra. Quando volete. E quindi lì dove c'è tuo padre, Sì. che appunto descrive la situazione con la comicità molto simile alla tua. Ma tuo padre quando ha deciso di mettersi in scena? Tuo padre ti ha ispirato un po' nella carriera? Ma sai quando si dice tale padre, tale figlio, oppure o padre, ecco, in questo caso io do pigliore mia. Cioè, io ho fatto un po' il mio percorso e un bel giorno per una parodia, la parodia era Il Cavaliere Oscuro, Ok. era la parodia del trailer del Cavaliere Oscuro e mio padre faceva Alfred, bianche, capite bianche, eccetera, eccetera. E gli ho detto, padre, che dai, senti fare proprio solo sta cosa? Boh, che facciamola. Nel 90% dei casi a mio padre chi che faccio io non ci piace da sceneggiatura. Non lo fa ridere, niente, tipo c'è una battuta su Cristiano Rolando che fa lui sono appostati con l'altro carabiniere e fa dobbiamo irrompere. Lui gli dice tu ave che irrompe. Ok. Sì, sì. E il concetto è che tu canale io non la capiano. Cioè non dici tu avi che irrompi. Se no, nel senso, cioè dobbiamo irrompere. Tu avi che irrompe era questo. Sì, sì. Boh, non fa ridere. Cinema. Mio padre è sempre stato contrario alle cose. Ma ti ha chiesto modifiche alle sue parti, tipo? Boh, no, in realtà più o meno si fida. Comunque, se poi una cosa non ci piace, ovviamente non la fa proprio a prescindere. Qualche cosina ce la mette magari senza dubbio. Siamo una bella coppia, ma non mi sono ancora testato con lui in un corto film e bla bla bla. Da padre figlio, per esempio, c'è proprio con questa relazione un rapporto tra personaggi. Esatto, perché comunque si vede, ovviamente, cioè si vede tanto la matrice uguale. Sì, però ecco. No, è diversa. Cioè, la matrice è uguale, però siete diversi. Vabbè, Cioè, in Cristiano Rolando voi non interagite mai, questo ho notato. Non c'è uno scambio. In Cristiano Rolando io e lui non ci conosciamo. Esatto. Ci conosciamo in Rolando in R. DiCaprio, sarebbe il seguito. Nel terzo film, questo è uno spoiler enorme. Non ve lo dico. No. Appena studiamo i videocamere, però sì. No, me ne dire, appena state me ne dire te cosa ma mangiare un cannuolo. Sono trovapietto. No, il terzo film sarebbe la resa dei conti. Chi ha seguito il film, la trilogia, diciamo i due film, è un rincorrersi, è uno Zenigata Lupin. Ok. E questo è il concetto, no? Maresciallo Zenigata, diciamo un ispettore che in qualche modo cerca di risolvere problemi che magari vede solo lui e impara Rolando che è il furfante gentiluomo. Questo è. Nell'ultimo capitolo, se tutto va bene, sarà proprio il duo sarà forte. Ah, quindi c'è molto più Saranno loro rapporto. due, sì, perché lui alla fine insomma lo prenderà o non lo prenderà Rolando. E questo è l'obiettivo. Quindi Rolando farà qualcosa. Perché in effetti là nel primo film scatta una foto, nel secondo film comincia a dire c'è presso, nel terzo film o un gaglia. Io direi di sì. Ho capito. Però non lo so, ecco, non lo sai. l'ho ancora visto il film. Spero di vederlo presto. Vediamo questo produttore che vuole fare. Sei bravo questo produttore. Ecco, ora vediamo. Boh, vediamo. Ancora Noi ci so conosciamo scegliere. l'autore di questi film. Ma Lo vai. conosci? Magari io. Lo conosci? Lo conosci buono il Dai. Va bene. Che è successo? Qualcuno... Leggiamo le ultime domande e poi direi di... Sì. Va bene. Allora, con 50.000 Prova a euro prendere- compriamo un terreno a Scornavacche, ma verdura la paghiamo sempre sparsa. Sì, esatto. E quella lì che dice lui che è 300. Sarebbe una parodia di 300. Cioè una citazione della parodia di 300. Ecco, a me pare non ci faceva ridere manco un poco. Zero. La miglior parodia che abbiamo fatto. Cioè la gente mi ferma e fa chi da cutta padre numero 1. Ok, ma padre non ci piaceva. Vabbè.
Poi Aldern dice ispirato a Catch Me If You Can di Spielberg. Try to catch, prova a Try prendermi. come ok, poi la ricordo. Ah, prova a prendermi, ok. Prova a prendermi di Spielberg. Sì, sarebbe prova a prendermi di Spielberg. No, assolutamente no. Mi piacciono tanto i dialoghi, il modo in cui affronta i dialoghi nei film, all'interno dei film Tarantino. Non è che io sono in grado di fare questo, ma mi piace tanto il fatto che lui, Le Iene ad esempio inizia così, i personaggi parlano di qualunque cosa come nella vita vera. Cioè invece se tu vedi i film, tutti hanno tipo un pensiero. Sì. Dobbiamo rapire, non hanno altre vite. Sì, o bagno non ci vanno mai. Non so se ci hanno fatto caso. Mai o bagno, mai mangiare, non se ne parla. Hanno a fare solo cose. Invece Tarantino, se ci fate caso, fa questo. Tarantino fa parlare seduti a un tavolo di quanto è brutto sto caffè. Ma tu caffè però se non lo fai in una certa maniera ti spiego come si fa un caffè. Il bello è anche quello. Cioè quanto mi piacciono e io cerco di inserire un po' di roba così nel mio film. Nell'ultimo film ad esempio ho fatto così. Va bene ragazzi, abbiamo parlato del primo film, del secondo, che ricordiamo prima c'è Cristiano, perché dovete sapere che Infatti vedi che Aldair, non so, c'è Aldren, che non lo so, cosa è scritto? dice Questo perché Tarantino ci mette tanto di suo. tanto di suo, certo, perché se sei autore, è vero che lo fanno anche altri, però altri che cosa fanno? Chiudiamo, a chi piace il cinema, io potessi stare 14 ore a parlare, ma lo facciamo poi in un'altra vita. Se tu sei autore del tuo film, del tuo film, della tua sceneggiatura e della tua storia è un conto, ma spesso e volentieri tu prendi il libro, tu leggi, anzi su leggi qualcun altro, scrivono una sceneggiatura, la danno al regista È difficile. e lo fai. Fine. Il regista non fa la sceneggiatura, non sempre, quasi mai, cioè non sempre, capito? Quindi automaticamente qualcun altro lo scrive. Invece Tarantino, che è autore dei suoi film, dice io faccio i film alla Tarantino, cioè sui suoi, sono le sue storie, non sono prese da altre parti, quindi si dedica a come faccio io, che sono tipo Tarantino, simile. Come potresti fare questa è una pillola che ti lancio? Sì. Tipo invece di fare prossimo Rolando Tarantino, tipo no? Tu dici invece non mescare le Rolando parole. Cristiano Rolando De Caprio, il prossimo Rolando Tarantino, tipo. Va bene. E faresti anche un ultimo Che se non ha regia tu vedi che chiudevi di bellezza. era miei. Vabbè, ma Nicola sappiamo che ci farei minchiato non E quindi sbagliato. aspettiamo questo Rolando Tarantino. Ringraziamo Alessio che Per la si è fatto disponibilità. questa scappata. Grazie a voi, grazie per i 30 centesimi del film su Amazon Prime. Rock Annuolo di John Sex. John Sex 9 e così via. Grazie e complimenti. Tu devi chiudere in qualche maniera? Di solito chi chiude qua? Tutti. Cioè, Facciamo a che gente se su se ne va. Sì, sai. esatto. Guarda come chiudiamo. Ciao ragazzi, al prossimo martedì. Bella. Ciao. C'è fuori fuoco. Vale, ma di cui stiamo parlando? Poi sono là,